artigiani veneti plaudono alla conclusione dell'iter sull'autonomia, ora è necessario normarla nel modo migliore per evitare un'Italia a due velocità, prioritario convocare una consulta regionale. I sindacati l'autonomia, CISL prudente, no pregiudizi e tifoserie, ma la Regione avvia subito un confronto con le parti sociali, CGIL all'attacco, pronti a un referendum abrogativo. Rissa Tagiostai finisce a colpi di pistola a paura a Villafranca Veronese, una lite scoppiata per la collocazione di alcune giostre alla fiera cittadina, morto un 75enne, altri 2 feriti. Tragedia ieri sera ad Arino di Dolo, lungo l'autostrada A4, spezzata una giovane vita, quella di una ragazza di Mestre, soltanto il giorno prima aveva compiuto 20 anni, ferito il marito. Resta senza nome il ciclista travolto ieri sera a Treviso dall'auto condotta da un 71enne trevigiano, la rabbia dei residenti, qui di notte fanno gare di velocità. Iniziati stamani i lavori di sostituzione dell'ultimo tratto di guardrail sul cavalcavia da cui la sera del 3 ottobre scorso è precipitato il bus della strage. Raid vandalico al santuario Mariano di Malo, distrutta la statua della Madonna, il sindaco su tutte le furie, troveremo i colpevoli. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito, in primo piano l'autonomia, industriali e artigiani accolgono positivamente la conclusione dell'iter parlamentare sull'autonomia differenziata diventata legge. Per Confindustria è necessario ora normarla nel modo migliore affinché non sia un'Italia a due velocità. Per la CNA prioritario convocare la consulta per l'autonomia. Questo è un grande treno, la nostra nazione. Se un locomotore non va bene oppure è più lento, noi non possiamo abbandonarlo, dobbiamo invece aiutarlo a crescere, perché il debito pubblico è comune, è di tutti, non è soltanto di alcuni. Finalmente si è arrivati a legiferare anche con il voto alla Camera sull'autonomia differenziata, ma ora è importante normarla nel modo corretto e verificare che dal punto di vista del tessuto economico non vi siano aziende di serie A e di serie B. Così Vincenzo Marinese, oggi vicepresidente per l'organizzazione e i rapporti con i territori e le categorie di Confindustria, siciliano di nascita, per anni è stato presidente degli industriali di Venezia e Rovigo, conosce dunque molto bene il territorio veneto, da dove il percorso dell'autonomia è nato. Dobbiamo fare attenzione che non dobbiamo passare come coloro i quali vogliono dividere in due il paese. Il paese è unico. Non convince per nulla Marinese invece il referendum abrogativo annunciato dalle opposizioni. Bisogna soltanto vedere praticamente come rendere questo paese unito a saldi invariati, senza che ci sia un paese che corre da una parte e uno che corre meno o che viene svantaggiato. Dobbiamo soltanto prendere questo spunto per regolamentare, non per abrogare. Le battaglie non si fanno mai contro qualcosa, si fanno sempre per qualcosa. Ora che l'iter della riforma sull'autonomia si è concluso, è il momento di passare ai fatti, spiega Ribon della CNA Veneto, che detta le prossime tappe. Noi riteniamo che sia importante che la Regione convochi subito la consulta per l'autonomia per entrare nel merito dei ragionamenti rispetto alle materie, alle tempistiche e alle modalità con le quali ragionare prima di un rapporto e una richiesta da parte della Regione allo Stato. Da questo punto di vista per noi l'autonomia è un mezzo per raggiungere il fine dell'autonomia per lo sviluppo. Intanto, secondo il rapporto 2024 Opportunità di tutela della salute e le performance regionali redatto dal CREA, emerge un'Italia divisa in due sulle performance sanitarie e sociosanitarie delle regioni, con gli indici più alti al centro-nord, anche se il sud registra maggiori miglioramenti. Negli ultimi 5 anni, rileva il rapporto, si è registrato un miglioramento del 46% della performance, che ha interessato tutte le ripartizioni geografiche e in maggior misura proprio le regioni del Mezzogiorno. Il rapporto CREA fornisce alcuni esiti che di fatto smentiscono i presagi di sventura paventati con l'approvazione dell'autonomia differenziata. Commenta il presidente del Veneto Luca Zaia, ci dice ad esempio che le regioni del sud sono migliorate del 75,9% in media contro il 44,9% del nord-est. Sull'autonomia prudenza da parte della CISL, mentre condanna della riforma su tutta la linea da parte della CGIL. Il punto di partenza per noi prioritario è che prima che si apra una discussione con le regioni sulla ipotesi di conferimento di nuovi poteri o competenze,
si affronti il tema della definizione e del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Ci sono diritti sociali, civili che vanno garantiti ad ogni latitudine. La CISL detta le prossime tappe ora che l'autonomia differenziata è diventata legge. Nessun verdetto di condanna. Sulle riforme costituzionali, dice Sbarra, il sindacato non ha mai avanzato pregiudizi. Qualunque processo di autonomia differenziata per noi non può che unire e rafforzare la coesione del nostro Paese. Per Sbarra ci sono però dei passaggi quanto mai obbligati proprio per mantenere l'uguaglianza nel Paese, dalla definizione e finanziamento dei LEP alla costruzione di un fondo di perequazione fiscale e finanziaria a livello nazionale, al superamento del concetto di spesa storica, oltre ad una richiesta a Governo e Parlamento. Che in ogni fase di attuazione di questa riforma venga assicurata la piena partecipazione, il dialogo e il confronto con le parti sociali. Molto più severa l'analisi della CGIL regionale, che definisce quella dell'autonomia una controriforma negativa per le persone che rappresentiamo, così come, spiega la segretaria Tiziana Basso, non darà risposta ai lavoratori. Di fatto sposta delle materie che hanno una grande importanza alla Regione, che non è in grado di assorbirle, mette in campo una rottura non solo all'interno della nostra Regione, ma anche all'interno della stessa del Paese, ma anche della nostra Regione, tra aree interne, più periferiche e aree centrali. Ci sono già delle differenze molto marcate, per esempio sulla salute, se uno abita a Belluno piuttosto che abita a Padova Centro. Ma per il sindacato c'è un altro rischio all'orizzonte. Pensiamo che questo metta a rischio anche il contratto collettivo nazionale di lavoro, che è garanzia per tutte e tutti di avere al punto delle regole comuni, non solo, appunto, ripeto, in tutto il Paese, ma anche all'interno della nostra Regione. La CGIL è pronta a dare battaglia. Noi ci muoveremo perché comunque l'obiettivo per noi è quello del referendum abrogativo. Ed ora parliamo dei ballottaggi. 16 comuni al voto in Veneto domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 per la sfida dei ballottaggi che Antenna 3 seguirà in diretta dalle 13:30 con un'edizione straordinaria non stop fino ai risultati finali. Occhi puntati soprattutto su Rovigo, Bassano del Grappa, Vittorio Veneto, Spinea e Porto Gruaro. Dalle 13:30 ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati dai comuni per aggiornarvi minuto dopo minuto sull'ultima sfida delle urne. Ed ora la cronaca. Rissa tra giostrai finisce a colpi di pistola. Paura a Villafranca Veronese, una lite scoppiata per la collocazione di alcune giostre dalla fiera cittadina. Morto un 75enne, altri 2 feriti, carabinieri a caccia dei colpevoli. Una decina le persone coinvolte in una lite violentissima nei pressi di Piazza Castello. La diatriba scoppiata sembra per la collocazione di alcune giostre. Urla, spintoni, calci, una maxi rissa legata a una vendetta nell'ambito dei giostrai, con un crescendo di minacce e danneggiamenti culminata nella sparatoria. Una persona rimasta uccisa, si tratta di Alberto Fiori, 75 anni, altre 2 sono state portate in ospedale. Un 51enne è stato ferito nella colluttazione, ha riportato un trauma cranico provocato da un colpo di arma bianca. Le sue condizioni non sono risultate gravi. Dopo i controlli e gli esami radiografici è stato dimesso a domicilio. Il secondo ferito, colpito ad una gamba, 49 anni, è ricoverato all'ospedale Magalini. I giostrai dovevano partecipare all'antica fiera dei Santi Pietro e Paolo, in programma dal 28 al 30 giugno a Villafranca di Verona. In un attimo è scoppiato il finimondo. Quando poi la situazione sembrava fosse tornata alla calma, i contendenti si sono spostati in Viale Olimpia ed è spuntato una pistola. Diversi colpi che hanno raggiunto 3 persone. Il 75enne è morto nella notte. Lo sconcerto dell'amministrazione comunale. Dire che siamo allibiti è poco, per 2 motivi. Il primo perché le famiglie dei giostrai che avevano l'incarico di gestire il Luna Park, di animare il Luna Park di Villafranca, vengono a Villafranca nel nostro comune praticamente sempre, quindi erano tutte figure note. La seconda cosa che ci lascia sconcertanti è perché, da quanto abbiamo appreso dalle forze dell'ordine, la rissa si è scatenata per futili motivi. Sul posto sono giunti i carabinieri di Verona che stanno svolgendo le indagini per ricostruire quei terribili momenti, esaminate anche le riprese dei circuiti di videosorveglianza. È stata aperta un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio. Il comune di Villafranca intanto ha annullato la festa per i Santi Pietro e Paolo. Non le nascondo che è stata una scelta molto difficile, molto sofferta.
anche perché questa era la 311esima fiera di Villafranca. È davvero brutto privare i cittadini villafranchesi di questo evento che insomma si aspetta sempre una certa impazienza, specialmente dalle generazioni dei più giovani, hanno appena finito scuola e quindi insomma con il Luna Park è sempre un momento di ritrovo, però davvero abbiamo ritenuto che non potessero più esserci le condizioni. Scontro mortale ad Arino di Dolo lungo l'autostrada A4, spezzata una giovane vita, quella di una ragazza di Mestre di soli 20 anni, soltanto il giorno prima della tragedia, i festeggiamenti per il suo compleanno. Shakira Galli, 20 anni appena compiuti martedì 18 giugno, è morta il giorno seguente il suo compleanno, mercoledì 19 giugno, in seguito allo schianto con un tir, mentre a bordo della Panda, condotta dal marito di 22 anni, stava rientrando nella loro casa di Mestre. La tragedia intorno alle 22:30 lungo la 4, all'altezza di Arino di Dolo, direzione Venezia, quando il tir, fermo lungo l'area di parcheggio, si è immesso lungo la prima corsia senza accorgersi che la Panda stava sopraggiungendo lungo la stessa direzione. Terribile l'impatto con il mezzo pesante che ha preso in pieno l'auto accartocciandola come una scatoletta e proprio dal lato passeggero, come si vede dalle immagini, non lasciando alcuno scampo alla ragazza che è morta sul colpo in seguito alla terribile collisione. Per Shakira, nata a Venezia, originaria della Repubblica Dominicana, inutile infatti ogni tentativo di soccorso, prima con i tempestivi aiuti prestati da un vigile del fuoco di Udine, di passaggio che ha tentato di rianimarla con le operazioni di rianimazione cardiopolmonare, poi con l'arrivo dei soccorsi dei sanitari del SUEM, con il medico che purtroppo non ha potuto far altro che dichiararne la morte. Ferito in modo lieve il marito della ventenne, subito ricoverato all'ospedale di Dolo e già dimesso nella mattinata odierna. Illeso l'autista del mezzo pesante. Sul posto con i vigili del fuoco arrivati da Mira e Padova, che hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi del SUEM, il personale ausiliario della CAV e la Polstrada di Venezia, incaricata delle indagini, che ha posto sotto sequestro i cellulari dei due ragazzi con quello dell'autista del tir, con accertamenti anche sul camionista e il marito di Shakira, per verificare le condizioni di salute di entrambi, ovvero se stessero guidando sotto l'effetto di alcol o droga. Resta senza nome il ciclista travolto ieri sera in Viale Europa a Treviso dall'auto condotta da un 71enne trevigiano. Le indagini sono affidate alla polizia locale. L'autista dovrà rispondere di omicidio stradale. Almeno poterlo ricordare. Noi non lo conoscevamo, ma è uno di noi, ecco, un membro della nostra comunità, e quindi mi sembrava giusto così poterlo ricordare anche solo con un semplice gesto. Siamo tutti parte di una stessa comunità, ecco. Elisa arriva sul luogo dell'incidente a mezzogiorno, con lei un fiore giallo, il primo segno concreto di pietà umana nei confronti della vittima senza nome, l'uomo investito e ucciso mentre con la sua bici stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza del Liceo Da Vinci in Viale Europa. Il ciclista non aveva con sé i documenti e nessuno si è presentato per segnalarne l'assenza, quasi un fantasma, nonostante gli sforzi degli agenti della polizia locale che per tutto il giorno hanno mostrato a residenti e ciclisti la foto dell'uomo, così come catturata pochi istanti prima dello schianto dal sistema di videosorveglianza. Per motivi di privacy, spiegano dal comando, il frame non può essere divulgato. Mostra un uomo sulla sessantina, capelli brizzolati, pantaloni e polo, la carnagione chiara, potrebbe essere straniero ma anche un residente di qualche comune limitrofo che vive da solo. Pochi dubbi invece sulla dinamica che ha portato all'apertura di un fascicolo per omicidio stradale a carico del 71enne trevigiano alla guida della Fiat Nera, ora posta sotto sequestro, così come il suo cellulare. Non si sa, nessuno lo cerca, nessun documento o qualcosa magari da poterlo individuare. Bisogna qua fare qualcosa, mettere dei dissuasori, qualcosa, perché qua traversare è sempre un rischio. In tanti a San Liberale dopo lo schianto si sono riversati in strada, nessun stupore, solo esasperazione. 2 giorni fa una macchina non è andata a sbattere su per il palo là. Là, è una brutta rotonda sta qua. Devono prendere in mano la situazione perché è una vergogna.
Qui è veramente pauroso perché corrono e fanno la sera fanno le gare con le macchine qui la sera. Sì, macchine, moto e tutto, e non hanno mai messo i rallentatori, perché non lo fanno? Adesso chi è che ci ha rimesso la vita a una persona? Chissà che adesso, come ho detto io 10 giorni fa, casca il morto, che facciano veramente qualcosa, perché è una vergogna. Qua corrono sempre, anch'io che vado sempre via con i bambini devo sempre stare attenta perché corrono, non rispettano. Gente che corre come disperati, per chi ha la bicicletta che deve andare a lavorare non è tutelato. Sono iniziati questa mattina i lavori di sostituzione dell'ultimo tratto di Gardarella sul cavalcavia da cui la sera del 3 ottobre scorso è precipitato il bus. Sopralluogo questa mattina qui sul cavalcavia della strage del bus di Mestre alla presenza dell'ingegner Placido Migliorino, detto il Mastino. Si procede con la sostituzione di guardrail e parapetto. Si è proceduto per step, tranciando pezzo dopo pezzo del guardrail arrugginito sul cavalcavia in cui la sera dello scorso 3 ottobre hanno perso la vita 22 persone, compreso l'autista del bus precipitato, e 14 sono rimaste ferite. Una volta rimossi, l'area sarà dissequestrata come aveva chiesto il Comune alla Procura alcune settimane fa per poter procedere all'installazione dei nuovi pezzi. Quelli rimossi invece sono stati portati alla caserma Matter, dove al momento si trova anche il mezzo. Tutto sotto sequestro. La presenza di Migliorino, chiamato dalla PM Cameli, si è resa necessaria anche perché è aspettato proprio a lui indicare ai tecnici dove tagliare, per non correre il rischio di compromettere il materiale di indagine. Il sopralluogo ha creato inevitabilmente disagi alla circolazione, con il cavalcavia superiore rimasto chiuso dalle 9:30 alle 16 circa. 5 le pattuglie della polizia locale per la gestione della viabilità. Intanto si attende ancora l'esito delle perizie effettuate nei mesi scorsi dopo la strage sul cavalcavia. La più attesa è proprio quella di Migliorino, depositata lo scorso 28 febbraio e su cui ancora le bocche sono cucite. Il compito dell'ingegnere era quello di stilare una valutazione sia sulla strada e le barriere, ma anche sulla dinamica, sul cedimento della banchina, sull'impennata del retrotreno, sulla caduta e l'atterraggio del bus. Finora l'unico elemento trapelato dai primi sopralluoghi è che lo sterzo del bus fosse effettivamente guasto. Truffe da decine di milioni di euro. La Guardia di Finanza ha scoperto un'associazione criminale che ha colpito decine di vittime. 3 persone in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora nel comune di residenza e un obbligo di presentazione alla polizia e sequestri per un valore di 3,5 milioni di euro. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Padova nei confronti dei componenti di un sodalizio criminale che almeno dal 2021 ha truffato cittadini italiani e stranieri, procurando fideiussioni ritenute false e utilizzando in maniera fraudolenta un istituto di diritto anglosassone denominato escrow agreement o deposito fiduciario. L'associazione individuava le vittime, imprenditori di tutto il mondo, prometteva loro l'ottenimento di finanziamenti anche di 200 milioni di euro in cambio di una provvigione mediamente sopra i 2 milioni. Denaro consegnato a un depositario terzo indipendente, detto appunto escrow agent, il quale avrebbe avuto l'obbligo di riconsegnarli al termine dell'operazione. Il meccanismo è molto complesso perché, come è stato spiegato durante la conferenza stampa, prevede la partecipazione di più soggetti. Comunque erano tutti imprenditori o comunque società praticamente alla ricerca di finanziamenti e che per ottenere questi finanziamenti al di fuori dei normali canali bancari tradizionali si rivolgevano a un soggetto che praticamente si prestava a fare quest'opera di mediazione rispetto ai possibili soggetti che dovevano finanziare queste operazioni attraverso chiaramente il pagamento di commissioni molto elevate. I reati contestati sono gravi, vanno dalla truffa al riciclaggio. Il ruolo centrale sarebbe stato svolto da un avvocato padovano, ora in carcere. Insieme alle misure cautelari disposte dal Tribunale di Padova, sono state eseguite decine di perquisizioni anche a Venezia e Padova. Il legale padovano, una volta ricevuta la somma a titolo di cauzione, d'accordo con gli altri membri dell'organizzazione, secondo l'accusa l'avrebbe suddivisa con bonifici su conti correnti esteri accesi in Estonia, Germania e Regno Unito. Tra le vittime anche 2 società di calcio. Arezzo, la società sportiva Arezzo e la società sportiva Livorno, che sono state ingannate perché hanno ricevuto delle fideiussioni false. Come tutti sapete, le fideiussioni sono uno strumento indispensabile per l'iscrizione ai campionati di calcio. Nel caso specifico si trattava dell'iscrizione al campionato di calcio Serie C dell'anno calcistico 2020-2021.
Ed ora una tragedia avvenuta nel Vicentino, un uomo forse facendo retromarcia con un mezzo agricolo. La dinamica è ancora al vaglio ovviamente delle forze dell'ordine, ha investito la moglie all'interno del cortile di un'azienda a Lonigo. Gravissime le lesioni riportate dalla donna che nonostante l'intervento dei sanitari del SUEM 118 è deceduta. Sul posto per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto i carabinieri, la polizia locale e i tecnici dello Spisal. Rimaniamo nel Vicentino, raid vandalico al santuario Mariano di Malo, distrutta la statua della Madonna, il sindaco su tutte le furie, troveremo i colpevoli. Nella notte hanno aperto il cancello che protegge la scultura mariana al centro della scalinata che porta al santuario di Santa Libera, distruggendo l'opera donata tempo fa alla parrocchia, uno sfregio al santuario diocesano della maternità. È stata rinvenuta da un nostro concittadino questa statua che è stata scaraventata a terra, è stato aperto il cancelletto e buttata a terra con forza, un atto vandalico alla quale stiamo indagando con la polizia locale e le forze dell'ordine, stiamo visionando tutte le telecamere che indigna tutta la comunità di Malo. La polizia locale di Malo e Monte di Malo sta visionando i filmati delle telecamere posti nel territorio e raccogliendo le segnalazioni dei cittadini. Ferma la condanna dell'atto vandalico da parte del sindaco. E qualora o si facesse avanti il colpevole o identificassimo il colpevole, gli verranno addebitati i costi della sistemazione, se si può sistemare, o della ricostruzione dell'opera. Intanto l'amministrazione fa sapere che la parrocchia intende formalizzare la denuncia e alcuni fedeli indignati si sarebbero già fatti avanti per contribuire ad un rapido restauro. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alla sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.